filmato è stato realizzato in una prigione del popolo durante uno degli interrogatori a cui è stato sottoposto il traditore Roberto Peci. Iniziamo. Che cosa vi ha detto dalla Chiesa quando hai parlato con lui? La Chiesa ho parlato alla caserma di San Lorenzo del Tronto per telefono. Parlammo di riuscire a parlarci subito. Cioè non chiesi direttamente dalla Chiesa, ma dovetti parlare con lui. Andammo e mi lasciò scendere io e mia sorella. E gli dissimo che volevamo delle garanzie se mio fratello fosse arrestato. Lui ci disse che personalmente non poteva darcele e quindi di ripassare 2 ore più tardi che vedeva con chi poteva parlare, con chi ci poteva far parlare, ci poteva darsi garanzie. 2 ore più tardi tornammo, ma la sorella ci stava aspettando e mi fece parlare al telefono con qualcuno che disse di essere alla chiesa. Lui disse le garanzie se siamo fatti restare mio fratello che l'avessero preso via e chiedeva delle garanzie abbastanza concrete. Lui mi disse che non scritto o qualcosa del genere non poteva da niente, bensì la sua parola era riconosciuta da chiunque, neanche dai nemici, e che poteva stare tranquillo, che io potevo stare tranquillo che l'avrebbero preso via. Ma tu nel momento in cui hai deciso di vendere i fratelli, perché ti sei fidato proprio di della Chiesa? Mi hanno passato lui per telefono, sono il primo con cui ho potuto parlare. Quindi secondo te questo è stato il caso? Non lo so, penso che siano cose studiate. Adesso vediamo un po' la storia del tradimento di Patrizio Peci. Mio fratello fu arrestato il 13 dicembre di fronte alla stazione di Torino, stazione di treno, stazione Porta Nuova, alle 9 di mattina sulla balaustra dei taxi. 6 o 7 carabinieri che lo portarono in un appartamento civile di Torino, non so quale. Qui fu portato in questo appartamento e fu trattato male. Aspetta un attimo. Tu hai detto che è stato arrestato il giorno 13 alle ore 9 alla stazione dei taxi, alla stazione di Torino alla stazione di Torino dei taxi. Il giorno, l'ora e il posto erano praticamente quelli che l'appuntamento che lui aveva dato a te. Tu hai passato ai carabinieri. È così? Sì. Io chiedo che le Brigate Rosse, tutto il movimento, ci pensino bene prima di decidere la mia sorte. Che comunque accetterò. Quelli che tutti sono errori, hanno un nome preciso. Sono delazione, tradimento e infamia in definitiva. E non sono errori di poco conto. Nel volantino numero 5 c'è un concetto di fondo che apre i volti. L'unico rapporto della rivoluzione con i traditori è l'annientamento. Cosa pensi di questo concetto? Il concetto potrebbe anche essere giusto, tanto penso che bisogna analizzare meglio la parola traditore. Che intendi? Cioè, non mi sembra un traditore. Quindi cerchi, tutti gli altri in disparte, di prenderti il carico minore di responsabilità che nei compiti in mano delle Brigate Rosse e ributti tutte le responsabilità, o la massima parte delle responsabilità su tuo fratello. Sono cose che ha fatto lui, non le ho fatte io. Io chiedo che le Brigate Rosse, tutto il movimento, ci pensino bene prima di decidere la mia sorte. Che comunque accetterò. Quelli che tutti sono errori, hanno un nome preciso. Sono delazione, tradimento e infamia in definitiva. E non sono errori di poco conto. Nel volantino numero 5 c'è un concetto di fondo che apre i volti. L'unico rapporto della rivoluzione con i traditori è l'annientamento. Cosa pensi di questo concetto? Il concetto potrebbe anche essere giusto, tanto penso che bisogna analizzare meglio la parola traditore. Che intendi? Cioè, non mi sembra un traditore.
base al processo veritario a cui sia stato sottoposto, in base agli elementi emersi durante l'interrogatorio, in base all'analisi di questi elementi fatta, il Brigadiere Rossi conclude il processo a Roberto Pesi condannandolo a morte per tradimento